Ma allora, intanto il quadro che abbiamo è il seguente. Noi abbiamo avuto un calo di PIL nel 2020 dovuto alla pandemia che è superiore alla media nazionale ed è presto spiegato il motivo perché, come tutti voi ben sapete, due fra gli assi portanti dell'economia del Veneto sono il turismo e l'export e, come tutti ormai sanno, sono due settori questi che sono stati particolarmente massacrati dalla pandemia. Ovviamente l'export di fatto si è, non dico azzerato, ma quasi a causa delle restrizioni e dei limiti a confine con gli altri paesi che hanno ridotto al lumicino l'export. E per quanto riguarda il turismo, ovviamente non serve che ve lo dica io, ma c'è stato un calo che in qualche caso ha superato il 70%. Venezia, che è una delle città dal punto di vista turistico più importanti al mondo, se vogliamo, e che vive sostanzialmente con un turismo extra regionale, extra nazionale, ha pagato uno scotto e sta pagando uno scotto davvero terribile. Ricordo che il Veneto è la regione prima in Italia per quanto riguarda i flussi turistici. Quindi intanto questo, ecco, la fotografia che abbiamo oggi. Ci sono molte previsioni, ci sono molti studi statistici che indicano una ripresa dell'economia non solo del Veneto, ma del nostro paese, una ripresa e una crescita di PIL che nell'arco di 2 anni dovrebbe azzerare la decrescita di PIL del 2020. Questo ovviamente a bocce ferme, nel senso che se domani mattina, come sembra, ci sarà il Consiglio dei Ministri che adotterà il nuovo DPCM, i nuovi provvedimenti per quanto riguarda le chiusure e dovesse paventarsi una sorta di lockdown o comunque per quanto riguarda il centro-nord una macro area rossa, è del tutto evidente che questo sfasa qualsiasi tipo di previsione. E questo diventa drammatico perché, ce lo dicono gli imprenditori, uno degli elementi di chi fa impresa è la programmazione. Un esempio per tutti, pensate ai ristoranti che devono approvvigionarsi di materie prime, il sapere se si sarà chiusi o meno determina poi gli investimenti stessi legati alla propria attività. Ci sono poi attività come quelle che ci sono nell'ambito dello spettacolo che di fatto non vedono un centesimo ormai da un anno. Ci sono le fiere e tutto l'indotto fieristico che è fermo di fatto da un anno. Quindi sono settori che stanno pagando davvero uno scotto enorme. Ci sono invece altri settori che, beati loro, con la pandemia hanno visto addirittura aumentare i propri profitti. Dico questo, lo sottolineo, perché mi auguro che il governo non faccia gli errori del governo precedente, quando per accontentare tutti si è finito per scontentare tutti, perché i provvedimenti a pioggia in realtà rischiano di essere una cura omeopatica per una malattia grave. Noi dobbiamo essere in grado di centrare al millimetro il problema. E quindi adesso ci sarà un decreto ristori che non si chiamerà più ristori, ma che dovrà essere un decreto indennizi, cioè dovranno essere indennizzati i mancati fatturati. Ecco, anche qua dovrà essere fatta per forza di cose una selezione e io credo che i settori che hanno pagato di più devono essere i settori maggiormente aiutati. Chiudo sottolineando, giusto per fare un esempio, quando parlo di peculiarità, immagino per esempio la zona termale euganea di Padova. Quella è un unicum al mondo per tipologia produttiva, per tipologia alberghiera, per l'offerta e i servizi che si danno, per le acque termali, per i fanghi di quella zona, servono provvedimenti ad hoc. Anche qui non possiamo immaginare provvedimenti che vadano bene per tutti, bisogna fare provvedimenti ad hoc. È uno sforzo enorme, ma credo che sia l'unica via per poter prendere dei provvedimenti che siano davvero efficaci. Ecco, senta, Assessore, ma lei
sinceramente contento di vedere una svolta con questo governo Draghi, perché io credo che rimane sempre questo teorema, chiudiamo tutto solo tagliando disponibilità degli imprenditori. Invece vedo che il settore pubblico, anzi la notizia di oggi, che addirittura ci sono 107-110 euro a testa per il aumento del contratto del settore pubblico, e invece io credo che qua non è cambiata la musica, quindi si continua a scaricare la responsabilità, diciamo, della gestione dell'andamento dell'epidemia su una certa categoria di imprenditori, specialmente sugli imprenditori in generale, e su certe categorie. Evidentemente questo sembra più una moda, cioè una necessità. Ecco, lei vede, auspica un'inversione di tendenza, è contento di questo che sta facendo questo governo? Ma allora, intanto è presto per dirlo e lo vedremo, ripeto, con il decreto indennizi per capire se è cambiata la linea. Intanto io mi auguro che si evitino gli errori grossolani e drammaticamente banali che sono stati fatti nei mesi scorsi. Penso per esempio agli oltre 500 milioni di euro spesi per acquistare i banchi a rotelle e per esempio la provincia di Padova quei banchi che dovevano servire alle scuole li ha messi in un magazzino. Il dramma è che nessuno paga, cioè io veramente mi chiedo, ma nessun tecnico che ha ordinato quei banchi si è seduto su quei banchi per capire se potevano essere utilizzati o meno, e nel momento in cui verifichi che sono inutilizzabili, ma per quale motivo non vengono rispediti al mittente? Cioè è anche questa filiera di comando fragilissima che poi desta molta preoccupazione da parte dei cittadini e molta disillusione anche nei confronti della macchina pubblica. Penso al reddito di cittadinanza, che nasce per aiutare i disoccupati a trovare un lavoro, e da questo punto di vista è un assoluto fallimento. Allora, quando mi si dice ma uno strumento per combattere la povertà è necessario, certo, ci mancherebbe, un paese civile non può lasciare indietro i più deboli, ma allora non chiamiamolo reddito di cittadinanza, cioè se quello strumento serviva per trovare lavoro, in realtà non è servito a quello. Allora via, cambiamolo definitivamente e diciamo: abbiamo delle poste in bilancio importanti, dedichiamole a quelle famiglie che fanno fatica ad approvvigionarsi per avere il minimo sostentamento, ma lasciamo perdere il tema del lavoro, perché abbiamo buttato via anche qui decine e decine di milioni di euro per formare ed assumere questi aiutanti che avrebbero dovuto coordinare queste persone per trovare lavoro, che in realtà non sono serviti a nulla. Ecco, intanto sarebbe opportuno non ripetere questi errori madornali. È notizia di oggi il flop drammatico sulla lotteria degli scontrini, anche lì una sciocchezza madornale, non l'ha usata praticamente nessuno. Sono il cashback che non serve assolutamente a chi ha bisogno di risparmiare sugli acquisti, cioè sono tutte iniziative fatte da chi evidentemente o non ha mai lavorato, non è mai entrato in un supermercato, non ha dovuto fare i conti con la quotidianità, o peggio ancora fatti da burocrati e sottoscritti dai politici. Ecco, intanto io mi auguro che non si ripetano questi errori. Mi auguro che questo governo abbia la volontà e la capacità di intervenire laddove c'è davvero necessità, e poi nelle modalità di decisione e di comunicazione dei provvedimenti ci sia un coinvolgimento vero, pesante delle regioni, perché le regioni non sono tutte uguali e quindi bisogna tener conto anche delle peculiarità territoriali, e B, che non succeda mai più quello che è successo per esempio con le piste da sci, che 5 minuti prima di aprire le piste è stato detto a chi aveva investito decine e decine di milioni di euro per partire: ah, guarda, mi sono sbagliato, tu oggi rimani chiuso. Assessore, però 109 euro al mese ai dipendenti pubblici, welfare, come Brunetta è stato molto esplicito, solo che si è dimenticato di dire i 109 euro, welfare, smart working,
premio incentivazione è 109 euro, in un momento in cui i dipendenti pubblici sono stati di fatto privilegiati, perché smart working significa non avere costi. Immaginiamo le grandi città, la battuta quando ero più giovane dei dipendenti pubblici che lavoravano, gli amici che lavoravano a Roma, era il vero lavoro è andare a lavorare, cioè quindi trasferimenti 1 ora e mezza, 1 ora e 50, 2 ore andare, 2 ore tornare, e dice quello è il vero lavoro, poi in ufficio ci riposiamo. Ecco, queste persone con lo smart working sono state agevolate, non immaginiamoci quello che succede qui in provincia. Ecco, questo secondo me, considerando che ci sono imprenditori, ristori, il decreto deve essere ancora approvato, fai la domanda, i soldi arriveranno ad aprile a maggio, ecco, questo governo è già partito con la musica sbagliata, perché dobbiamo aiutare gli imprenditori e invece ci dimentichiamo dell'ossatura dello Stato italiano, dello Stato dell'Italia, che è quello della piccola e media impresa, e anzi magari, fra virgolette, tolleriamo anche, vabbè, se chiude qualche impresa, pazienza. Ma allora va bene chiudere le imprese se il mercato è competitivo e quella è la selezione naturale, ma se tu Stato mi obblighi a essere chiuso e in più aiuti le categorie che non hanno sofferto, patito a livello economico, le incentivi ulteriormente, c'è qualcosa che non va. Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Allora, non mi sottraggo alla domanda, ovviamente. Allora, intanto io devo essere molto sincero, da anni lavoro fianco a fianco a dipendenti pubblici e va sfatato anche questo falso mito, nel senso che io ho incontrato davvero bravissime persone che con passione si dedicano al proprio lavoro e nel rispetto anche dei cittadini che noi amministratori rappresentiamo. Certo che in questo momento, visto che comunque il dipendente pubblico ha uno stipendio garantito, opportunità avrebbe voluto che magari l'intervento fosse fatto innanzitutto nei confronti delle persone che oggi non hanno uno stipendio sicuro o addirittura non hanno più uno stipendio. Io francamente ho capito poco questa scelta. Perché quando c'è carenza di risorse e si è in un momento di emergenza assoluta come quella che stiamo vivendo, è del tutto evidente che la scala di priorità deve essere data dalla gravità della situazione in cui un cittadino si trova ed è del tutto evidente che fra una persona che comunque ha uno stipendio garantito che gli garantisce una certa qualità di vita e il padre di famiglia che non sa come dire ai figli che non ha i soldi per dar loro da mangiare e dovrà rivolgersi alla Caritas, cioè io mi preoccuperei prima di questo. È una scelta che quando vedrò il ministro Brunetta chiederò la ratio di questa decisione perché mi lascia francamente molto dubbioso.